Sono complessivamente 1869 i migranti giunti a Lampedusa nella giornata di ieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola in area SAR dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, un record mai raggiunto prima d'ora. Due barchini con a bordo 46 e 41 migranti sono riusciti ad approdare direttamente a terra tra la spiaggia della Guiccia e una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi con circa 605 migranti all'hotspot di Contrada Imbriacola, da dove ieri sono stati trasferiti 750 ospiti. Al momento ci sono oltre 3.000 migranti. Si è rischiata ieri ancora una tragedia al largo delle coste di Lampedusa. Un barchino con 42 migranti, tra cui 5 donne e un minore, è naufragato nella tarda serata nelle acque SAR italiane. A prestare immediatamente i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino. Quando i militari della Guardia Costiera hanno raccolto l'SOS e recuperato i naufraghi, il barchino era già affondato. Diversi migranti originari della Costa d'Avorio, del Camerun e della Nigeria sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa perché in forte ipotermia. I superstiti quindi hanno riferito che non ci sono dispersi, che erano partiti da Sfax in Tunisia lo scorso mercoledì.